È la storia di un ubriaco che dopo aver bevuto per tutta la serata a crepapelle fa per andarsene a casa. E in questo vicolo della vecchia Napoli dove lui abitava, in un basso di questo vicolo, guarda la combinazione, quella sera ci stava una veglia funebre. E l'ubriaco entra in questo vicolo un po' per i fumi del vino, un altro poco per le luci delle 4 candele che stavano vicino al catafalco. Vede sto morto in mezzo alla stanza, lo guarda fisso, e direi più che fisso, stupito. Più lo guardava e più gli sembrava che il morto stesse ridendo. E com'era possibile? Quando uno è morto, come ride? Il morto stava così. Lui lo guardava e non si convinceva e faceva: tu che faccia allegra de non morto. Sangue 10. E chi sei nutriato? Datemi torto se mi spetta il torto, ma può stare allegro uno che è trapassato. Diembeda in bestia ogni portuse porte, sì signore, questo è già assodato. Ma allora, viene a dire dritto, storto, il cadavere già si è rassegnato. Ed io che sono un essere vivente, sangue 10, io mangio pane e fele mentre il defunto campa allegramente. Casi ho fatte morire una cosa allegra, ma sai che faccio? Studo sti cannelle, ma con caffè anche morto e buonasera.